Che spettacolo! Ma dove nasce il mare? Il fiume Tagliamento nasce sotto Monte Cridola, ad un'altitudine di 1350 metri, a poche centinaia di metri dal comune di Forno di Sopra. Il fiume raccoglie la maggior parte delle acque delle Alpi Carniche e delle Alpi Giulie e attraversa il Friuli Venezia Giulia in tutta la sua lunghezza. Il Tagliamento è uno dei pochi fiumi a canale intrecciati in Europa, sul cui corso non sono presenti sbarramenti artificiali. L'unica diga è quella di Caprizzi, costruita nel primo dopoguerra dalla SADE. Il tagliamento ha giocato un ruolo fondamentale nel corso della Prima Guerra Mondiale. La sua piena, infatti, ha permesso di bloccare le truppe austro-ungariche per una settimana, permettendo così all'esercito italiano di appostarsi sul Piave. Questo fiume ha unito, ma ha anche sempre diviso. Fino al 1900 non c'erano ponti, bensì traghetti. I viaggiatori per secoli hanno affidato le loro preghiere a San Cristoforo, che guidava i viandanti da una sponda all'altra del fiume. Sul confine tra provincia di Udine e di Pordenone si trova il ponte di Pinzano, punto in cui il corso del fiume si restringe notevolmente. Durante la Prima Guerra Mondiale venne fatto saltare per impedire l'avanzamento delle truppe nemiche. L'acqua del fiume è sempre stata fruttata dall'uomo per azionare i mulini, dove la popolazione poteva macinare il mais o ottenere la farina. Il mulino di Rivis è rimasto in funzione fino al 2006. Ci troviamo tra Legnano e Bibbione, alla foce del Tagliamento. Questo è come una grande autostrada che permette ad animali e a piante di spostarsi lungo tutto il suo corso. Per questo motivo, questo fiume è un sito di importanza comunitaria ed è quindi tutelato. Ma come mai si chiama tagliamento? Le popolazioni indoeuropee lo chiamarono Talimu, che significa fratello maggiore, proprio come colui che si prende cura e protegge i suoi fratelli e allo stesso tempo gli ricorda i propri limiti da esseri umani.